spazio d'umore, io cosa posso farci? Niente, ci ho pensato io. Giusto, beh. Ho parcheggiato dall'altro lato della strada. Hai visto Stefan di recente? Perché? Niente, è da un po' che non lo vedo. Credi che Stefan c'entri qualcosa con tutto questo? Perché? Mikhail Abramov, che mi dici di lui? L'ho avuto come cliente, duplice omicidio, è uscito. È amichevole e affettuoso. Freddo come il ghiaccio. Ti dispiace guidarti, devo fare delle telefonate. Lascia che ti chieda una cosa. Lenny mi ha detto di aver conosciuto Stefan in un'aula di tribunale. Lo stava rappresentando. Non eravate proprio in contatto, non è vero? No. Io sono una specie di dinosauro. Catherine non parlava mai di te e del tuo passato. Beh, se non lo faceva era perché non si fidava di te. Mi ha sposato almeno. Le ho dato più di quanto potevi dargli tu. Dici? No, Lenny e Stefan. Lenny era pubblico ministero al processo. Lavorava per il procuratore distrettuale. Diceva che era stufa di gente che la passava liscia con l'omicidio. Non lo trovi paradossale dietro la tua figlia? Sì, e stava per sposare il figlio di un grosso mafioso. Tu come pensi che l'avesse presa, Mikhail? Era preoccupato. Detestava l'idea che suo figlio si sposasse con tua figlia. Già. Secondo te chi è riuscito a convincere Stefan a cambiare modo di vivere? Lei. E Catherine? Io ho fatto molti investimenti sbagliati, titoli spazzatura, e avevo molti debiti con il padre di Stefan. Ero sicuro che lei mi avrebbe denunciato pubblicamente. Così hai deciso di farle uccidere per non rischiare di finire in prigione. Sì. E la polizza che avevo fatto su di lei avrebbe risolto tutti i miei problemi. Lo sai, io penso che i tuoi guai sono appena iniziati. C'è una macchina che ti aspetta dall'altra parte del parcheggio. Ti consiglio di muoverti molto lentamente. Andiamo. Perché non risolviamo le nostre cose qui? No, ho dei progetti migliori per te. Ascolta, se non ti uccido io, lo farà lui. Come diavolo farai ad uccidermi? Fra poco le bolle degli occhi ti rimbalzeranno sul cemento. Mikhail sa che se